Sbarca nelle colline patrimonio dell'umanità il campionato mondiale di gravel, disciplina ciclistica in grande ascesa, che sta avvicinando numerosi appassionati e che si caratterizza per la versatilità con cui le bici utilizzate possono percorrere sia sentieri sterrati che strade asfaltate. Cerchiamo di portare questo mondiale a un altissimo livello, presenteremo dei percorsi magnifici all'interno del nostro territorio, fra il Piave e le colline. Giunta alla sua seconda edizione, la competizione è stata organizzata in tempi record, un'eccezionalità se pensiamo a quanto tempo viene impiegato per promuovere eventi di questo genere. Un campionato del mondo da organizzare in 28 giorni penso non sia mai successo. 610 attualmente gli iscritti, 42 le nazioni partecipanti, 30 gli italiani in gara, tra i quali anche Matteo Zurlo, neocampione nazionale. In arrivo anche i big internazionali. Nomi noti in questo momento che certi di partecipazione c'è Wout van Aert, che è uno dei tre più forti ciclisti su strada al mondo, è arrivato secondo al mondiale su strada, secondo all'europeo, quindi di altissimo livello. Le prime a gareggiare saranno le donne sabato 7 ottobre, a seguire domenica gli uomini. I percorsi avranno inizio al lago Le Bandie, a Spresiano, toccheranno circa 26 comuni, per poi terminare a Pieve di Soligo. Stiamo lavorando veramente in team con tutti gli organizzatori, con tutti gli sponsor per dare il meglio, per rappresentare al meglio il nostro territorio. Si tratta di un grande traguardo per la provincia di Treviso, che si riconferma come la più ciclistica d'Italia e che ha in progetto anche l'ambiziosa costruzione di un velodromo. Manca una formica per fare il velodromo a Treviso, poi siamo i migliori in assoluto sul ciclismo e il primo posto nel mondo. È una volontà anche della Regione finire quest'opera che è fondamentale, ripeto, non solo per l'ambito sportivo ma anche per l'indotto che crea sul territorio. Credo che sarà un impegno che la Regione prenderà assieme anche a altre istituzioni del territorio.